Riecco l'appuntamento del martedì sera, il sindaco risponde rigorosamente in diretta, sono 19:51-52 minuti più o meno. Se volete interagire con noi chiamate allo 049 80 77753 oppure mandate i messaggi al 345 334 1171 oppure durante la settimana all'email il sindaco risponde @gruppotv7.com oppure potete andare nella piattaforma di Facebook, nella pagina di Reporter e fare delle domande anche da quella pagina, essendo rigorosamente in diretta. Ci sono già altri 4 messaggi, andiamo con il primo, Elisabetta. Quando nella zona di Mortise avremo illuminazione intelligente? Ha ragione, ha ragione. È il mio quartiere, tra l'altro sono cresciuto in quella zona e noi stiamo facendo grandi investimenti, 4 milioni e 8 il progetto che stiamo realizzando adesso. Non tocca il quartiere di Mortise, che quindi verrà come dire, ricompreso nei prossimi investimenti. In zona lì vicino andiamo a illuminare San Lazzaro, però quello è un altro quartiere, tra l'altro molto, molto popoloso e quindi con strade anche, come dire, che hanno bisogno di una illuminazione più efficiente e va messo in nota. L'illuminazione vuol dire sicurezza a tutto tondo, perché risponde al criterio all'esigenza di illuminare meglio gli spazi pubblici, ma migliora anche la visibilità in strada e quindi dove illuminiamo bene abbiamo anche una riduzione degli incidenti. L'illuminazione a LED che stiamo mettendo, siamo arrivati al 50% in città di illuminazione a LED, risponde a questi requisiti, oltre al fatto di consentirci un risparmio del 40%. Vogliamo continuare in questi investimenti, Mortise e altri quartieri ne hanno bisogno. Secondo messaggio, scusate. Che tempistiche avrà il cantiere in via Friburgo, giusto per informare così i cittadini che possono scegliere percorsi alternativi per recarsi al lavoro? Il cantiere di via Friburgo adesso è nel pieno della sua lavorazione e noi impegneremo la strada, perché adesso stiamo occupando una corsia di via Friburgo almeno fino a questa primavera. Una corsia quindi è percorribile la metà di corsia? Sì, c'è un restringimento, via Friburgo la mattina, ha ragione il telespettatore, perché via Friburgo la mattina porta tante, ma è che non si incolonnano più perché abbiamo modificato il rondò, ma il flusso è importante. Il flusso è importante e siccome è anche veloce, un restringimento lì, insomma, meno ci sta, meglio è, quindi primavera. Primavera. Altro nodo al fazzoletto. Quanti nodi al fazzoletto che faccio? Mamma mia, quanti fazzoletti servono? Servono molti fazzoletti. Perché poi la tempistica, perché poi fare i lavori, perché è vero, Padova ovviamente in qualsiasi angolo ci sono dei cantieri Andrea Michalizzi per abbellirla, per migliorarla e ovviamente poi la gente vuole sapere giustamente quando finisce, quando è tutto a posto e ovviamente la data è quella che interessa di più il cittadino padovano. Andiamo con il terzo messaggio, Elisabetta. Perché non si è usato lo stadio plebiscito per il Padova invece dell'Euganeo? È un enorme spreco. Ma va detto che anche la stragrande maggioranza dei cittadini padovani, insomma, si è espressa contro a quel tipo di utilizzo che avrebbe portato a due soprattutto conseguenze molto difficili. Uno, si inserisce in una zona che dal punto di vista della viabilità è molto complicata. Lo stadio Euganeo invece è stato organizzato nella viabilità delle tangenziali per poter rispondere anche ad esigenze, come dire, di viabilità migliore. Ma poi lo stadio al plebiscito, l'impianto del plebiscito è un impianto che ospita tante attività e discipline sportive dilettantistiche e in occasione di partite ufficiali
sarebbero state dovute, come dire, sospendere per normative anche legate al svolgimento di attività sportive professionistiche, quindi diciamo avrebbe anche intaccato da quel punto di vista. Quello è un bello stadio che insomma sicuramente può essere utilizzato, ma è importante, anche queste considerazioni sono state importanti e probabilmente hanno anche orientato negativamente anche il giudizio della città, non solo dell'amministrazione attuale, rispetto a quel progetto. Tanti padovani erano scettici rispetto anche a un investimento di quel tipo. Noi l'abbiamo girato per finanziare tanti impianti sportivi di base per sport dilettantistico, che sono gli impianti sportivi che frequentano i nostri ragazzi, dove le famiglie portano i loro figli a fare sport, a giocare a calcio, pallavolo, pallacanestro, insomma, ed è un settore anche questo che noi dobbiamo curare tanto e l'abbiamo finanziato molto con quegli investimenti. Beh, col Padova come sta andando adesso va bene anche da Piani, può giocare anche lì. Andiamo con il quarto, che lei non mi capisce, ma non è un tifoso di calcio, lo dico io che lo sono, quindi andiamo con il quarto messaggio. Perché nelle domeniche ecologiche e ad esempio domenica che ci sono i carri mascherati non incentivate i mezzi pubblici facendo sì che il biglietto valga tutto il giorno? Oddio, adesso non vorrei avventurarmi in una cosa che non seguo direttamente, quindi potrei dire, però ci sono agevolazioni durante le domeniche ecologiche nell'uso del mezzo pubblico. Approfondisco la cosa con l'assessore Aragona. Va bene, allora proprio entro nel termine Aragona, perché è stato consegnato il progetto esecutivo del SIR3 che va dalla stazione a Volta Barozzo per mezzi a 4 casse, e poi parleremo anche del nuovo ponte di Volta Barozzo, perché bisognerà ovviamente rivederlo e far sì che possano passare anche i pedoni, le biciclette e tant'altro. Vuole raccontarci tutta questa storia? Sì, allora oggi è stata una giornata importante per il progetto del tram. È stato approvato il progetto definitivo e quindi quello della linea del SIR 3, quindi la linea che va da Volta Barozzo e va alla stazione. Quindi adesso abbiamo giusto i tempi per la validazione del progetto. Cosa significa? Una società esterna esamina approfonditamente il progetto e ne valuta l'idoneità ad essere poi realizzato. Questo e più la messa in campo, insomma, dei cantieri mi fa dire che, prendo un altro fazzoletto e mi fa dire che per l'estate i cantieri dovranno cominciare, e quindi potremmo vedere finalmente, insomma, quest'opera prendere il via. Ecco, quindi diciamo che la novità di oggi è questa. Ci sono alcune caratteristiche che lei un po' mi ha stimolato se vuole le racconto, che sono interessanti. Due, diciamo, in modo particolare. Uno riguarda proprio le casse. Cosa sono le casse? Non sono le casse per ascoltare la musica in tram, ma sono le carrozze del tram. Questa linea del tram sarà attrezzata e realizzata per poter ospitare tram a 4 carrozze, a 4 casse, e quindi aumentare la propria capienza. Per questo anche le fermate saranno adeguate a questo tipo di utilizzo, quindi saranno più lunghe delle fermate che conosciamo sulla tratta che oggi è in funzione, che è la nord-sud, e quindi un mezzo che è più capiente. L'altra novità riguarda, quindi l'altra miglioria, diciamo, dal punto di vista costruttivo, riguarda proprio il ponte di Volta Barozzo. Il ponte di Volta Barozzo, lì passerà il tram, non passerà per il ponte attuale. Facciamo un nodino, tra poco parte anche la sistemazione di quel ponte, ma se vuole ne parliamo in un altro momento. E il tram non passerà sull'attuale ponte, ma verrà realizzato un ponte simile di fianco,
lato chiuse di Volta Barozzo, tanto per intenderci, lato Ponte San Nicolò, e verrà realizzato quindi un nuovo ponte che ospiterà sia i binari del tram sia una pista ciclopedonale bella larga. Su questo è intervenuta la miglioria della progettazione, che quindi sarà una valida alternativa al percorso ciclabile che oggi è un po' come dire, angusto, stretto e sicuramente non sicuro. Sì, i due ponti che ci sono attuali, uno grande e uno piccolo, rimarranno per il traffico, quindi. Esatto. Quindi i ponti attuali rimarranno per la viabilità. Poi chiedo, perché mi ha detto che ci sono i lavori che dovevano per sistemare il ponte, per dare un po' di colore, per dare una sembianza, un po' di ordine e di pulizia alla città. Prima però mi soffermo a una domanda che avevo fatto al sindaco la settimana scorsa, che ha detto è problematico, è anche costoso, ovviamente c'è la PS, bisogna guardare, come sempre il sindaco è molto attento in questo, ai bilanci, e visto la difficoltà del cittadino di prendere il mezzo pubblico, domanda: nei parcheggi scambiatori perché non fate un prezzo di favore chi prende il tram? Cioè io vado con la macchina, parcheggio a 50 centesimi a un euro, adesso non lo so, e nello stesso tempo ho compreso anche il viaggio in tram per ovviamente incentivare l'uso più del tram che della macchina. Perché non fate questo e invogliate la gente a far questo, invece che magari prendere 2 euro in più ed evitare che venga in più inquinamento e tutto quello che ne consegue? Sì, questo è vero, sono politiche. Ha detto che è una questione di bilancio, lo chiedo anche a lei, cioè non è che faccia il tranello col sindaco, no, dico che l'ho già chiesto la settimana scorsa. Non contraddirò mai il sindaco. Esatto, ovviamente, per correttezza gliel'ho detto. No, insomma, battute a ecco. parte, insomma, ogni incentivo poi va finanziato. Certo è che oggi costa molto meno mettere la macchina in un parcheggio scambiatore e prendere il tram per andare in centro, piuttosto che infilarsi nel traffico in direzione del centro storico, pagare un parcheggio al centro storico che ha tariffe molto più elevate. Si risparmia denaro e secondo me si risparmia molto tempo, oltre ad dare un beneficio all'ambiente. Ma era per incentivare un po' di più, era una proposta che ovviamente ho fatto, però quando vuoi togliere qualche euro al comune magari poi l'amministrazione un po' è sempre molto scettica. Mi diceva sui ponti, sia quello di Volta Barozzo che anche quello di Ponte Quattro Martiri, verranno sistemati oppure prima uno poi l'altro? Il progetto riguarda, abbiamo la progettazione di entrambi, ma il Ponte Quattro Martiri non siamo ancora riusciti a finanziarlo, speriamo di avere delle entrate che ci consentono di farlo, mentre Volta Barozzo è finanziato. Non solo, abbiamo anche già la ditta, quindi siamo nelle fasi di contrattazione, di verifica dell'idoneità della ditta, perché abbiamo tutti i controlli dell'anticorruzione e della regolarità della proposta che la ditta ci ha fatto, dell'offerta che la ditta ci ha fatto. Questo impiega circa un paio di mesi di verifiche e poi i lavori possono partire. Valuteremo in questa fase se fare i lavori appena abbiamo la disponibilità oppure se rimandarli a quest'estate, perché magari dal punto di vista della viabilità abbiamo un impatto minore. Quindi siccome lei mi chiederà quando inizieranno i lavori, dobbiamo valutarlo sulla base anche di questa considerazione. Cosa comprendono i lavori? Comprendono una sistemazione delle parti metalliche ammalorate, sono un po' consumanti, soprattutto arrugginite, quindi va rinverdito il ponte da questo punto di vista e poi verrà ridipinto, ripitturato. E in questa fase con la sovrintendenza decideremo il colore da dare, probabilmente sarà l'azzurro perché era il colore che aveva in precedenza. Il colore non sarà solo un trattamento che conferirà al ponte una migliore immagine dal punto di vista estetico, ma risponde anche sarà anche un trattamento protettivo del ponte, perché un ponte in metallo come quello è aggredito da agenti atmosferici, dall'umidità, dalle piogge, dal freddo, e quindi il rivestimento che darà il colore darà anche, come dire, protezione nuova e quindi un elemento di sicurezza. Io ricordo antecedentemente al colore azzurro era marroncino, era marrone mi sembra, non vorrei
sbagliarmi, perché però il colore, l'ho fatto questa previsione, il colore lo decidono le belle arti, oppure lo decide il comune e può farlo la sovrintendenza, perché comunque c'è un impatto paesaggistico rilevante, lì siamo sul canale scaricatore, insomma, quindi... ma la domanda è questa: la sovrintendenza è una persona che decide, giusto? Sì. E questa persona può decidere lui il colore? E le disposizioni... No, una domanda questa, Sì. Lo fa ovviamente sulla base di un ragionamento che le sovrintendenze, insomma, fanno delle regole, alla linee guida, diciamo. Sia delle linee guida, delle considerazioni in base alla rilevanza storica o ambientale, estetica di un luogo. E quindi... se sei il sovrintendente un po' bizzarro, lo fa di un colore un po'... Ogni tanto, come dire, le scelte della sovrintendenza fanno discutere, anche perché poi le scelte che rimandano al gusto sono sempre, come dire, le più belle dal punto di vista del dibattito, perché poi intervengono su questioni che a volte possono essere anche personali, ma la sovrintendenza risponde però a dei criteri che, insomma, devono essere oggettivi rispetto alla tutela di un bene storico o paesaggistico, e comunque quello che dice la sovrintendenza ha valore di legge ed è superiore al come dire, potere di un sindaco dell'amministrazione comunale. Loro sono il Ministero dei Beni Culturali. No, certo, la mia domanda era uno che decideva. E mi sembra poi di capire si che consulteranno. Insomma, ecco. Oppure se ci sono delle linee guida, ovviamente, che devono rispettare, era solo per curiosità. Messaggi, andiamo con il primo, Elisabetta. Che futuro c'è per l'area funghi e Oanza Borgomagno? Sono passati 7 sindaci, la zona è sempre peggio in generale, solo promesse. Ci sono dei progetti, ma nel cassetto. Allora, non sarò io l'ennesimo amministratore a fare delle promesse lì. Là occorre dire le cose in modo molto chiaro, anche per non alimentare, come dire, delle false aspettative. Le aree sono di proprietà private e quindi l'unico strumento che ha a disposizione l'amministrazione comunale evidentemente non è quello di obbligare i proprietari a realizzare delle cose, ma a dare, dal punto di vista urbanistico, gli strumenti perché poi l'iniziativa privata possa innescare una trasformazione, una realizzazione, una costruzione, una conversione di vecchi edifici in edifici nuovi. Ha ragione il telespettatore, purtroppo non è mai intervenuto, come dire, un interesse lì forte da innescare ancora quella che noi auspichiamo, ovvero una trasformazione urbanistica. A un certo punto in città è ripartito il dibattito sull'Ansa Borgomagno. Quando c'era la previsione di fare l'ospedale a Padova Ovest, di fronte al quartiere Borgomagno. I proprietari all'epoca si erano, come dire, affrettati per organizzare delle proposte di riqualificazione dell'area. Perché? Perché c'era un motore, un interesse molto forte legato alla previsione dell'ospedale. Tutto morto quando poi un'amministrazione comunale successiva decise di spostare l'ospedale da Padova Ovest, gli ha fatto fare un po' il giro della città fino poi ad approdare a Padova Est. Ecco, serve un interesse, un investimento, serve che i proprietari, gli investitori credano, poi il comune può intervenire con le disposizioni di piano regolatore, quindi consentendo, favorendo, aiutando, ma insomma è sempre anche un tema per cui bisogna bilanciare potenziale costruito e anche caratteristiche ambientali. Andiamo al secondo messaggio, Elisabetta. È normale che mentre viene chiesto di tenere una temperatura in casa a 19 gradi, in centro quasi tutti i negozi hanno le porte spalancate con il riscaldamento a 1000? Forse basterebbe un'ordinanza comunale. Non lo so, devo approfondire questo tema, è già uscito altre volte, però è un dibattito in effetti che c'è.
non voglio dire cose a caso, quindi... Beh, è chiaro che andando oggi in centro meno un grado entri a 19 gradi, è chiaro che c'è una diversità di temperatura che la noti. Sì, poi la tendenza degli alcuni esercenti è quello di dire ma teniamo la porta aperta per come dire, dare un'immagine di accoglienza maggiore, quindi devono usare queste lame di calore che sono molto energivore. Il tema che solleva il telespettatore è vero, insomma. È corretto. Andiamo con il terzo messaggio, Elisabetta. Il vigile di quartiere è solo un sogno? È un sogno. Quando lei prende sogno... la pausa vuol dire che è un attimino preoccupato dalla domanda che le pone il telespettatore o il cittadino padovano? Io cerco sempre di come dire, calarmi anche nella domanda per capire l'esigenza, insomma, del problema di sicurezza. Il problema di sicurezza, certo, a me certo è difficile poter avere in ogni strada i vigili, un vigile come dire lì presente che fa avanti e indietro. Il comparto dei vigili è tra quello più come dire fornito nei settori comunali, ma giustamente la gente vorrebbe vederli sempre e trovarli in ogni angolo. La nostra polizia locale, insomma, gira, ma mi rendo conto che, insomma, vorremmo vederla di più. Vorremmo anche non sentire l'esigenza di dover essere protetti da qualcuno magari in divisa, ma poter vivere anche in quartieri in cui la socialità come dire, consente anche un presidio che io definisco gentile. In questo senso l'intervento nostro può essere anche nel migliorare anche la fruibilità di alcuni spazi, renderli più frequentabili da azioni positive. L'altro intervento che stiamo facendo in modo massiccio, ogni anno non mancano mai investimenti sul videocontrollo, le telecamere che questa amministrazione ha aumentato moltissimo, laddove non possiamo avere la persona e magari però abbiamo un occhio, quello del videocontrollo che guarda. È un deterrente che anche questo cerchiamo in queste situazioni di poter utilizzare per migliorare il presidio in città. Quarto messaggio. L'ecomostro della tangenziale. Partiranno finalmente i lavori? Oddio, qual è l'ecomostro della... L'ecomostro presumo è il grattacielo, quello dove sono iniziati i lavori, quello vicino all'Interporto, credo, presumo. Ah, sì. Presumo sia questo, così. Ho visto che non sto seguendo direttamente io la questione, ho visto che hanno presentato però il progetto di rifacimento anche molto avveniristico. Sì, ma poi hanno messo che la gru, quindi hanno già iniziato. Sì, esatto, quindi insomma dovrebbe essere visibile il cantiere. So che per fine quest'anno dovrebbe essere quasi pronto. Ecco, è più informato lei di me su sono questo. Informato su questo. Non sono lavori pubblici, si vede. Sì, no, è privato, quindi giustamente, perché anche a me dava fastidio nel vederlo, per i motivi che tutti noi sappiamo. Terribile, dà proprio anche un'immagine di abbandono, di sequestro, zona industriale. Le garantisco io che verrà molto bello al termine, e poi sopra ci sarà un ristorante, dunque ricordiamo che è il grattacielo più alto di Padova, insomma sarà molto interessante, molti padovani andranno a vederlo dal vivo. La vedo bene come amministratore, non so in futuro. Sì. Molto bene. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo ancora tante cose da chiedere al vice sindaco Andrea Michalizzi tra poco.